Daniele Sarrizzu, Andrea Visu, Giancarlo Seu e Tore Drevini. Il nevodellus de Santo Illara de Bidevuzzu, de sta tradizione de Bidevuzzu. No, non c'è mi intendo. Intendo bella bosi. Va bene, grazie, ci ne manca ad un altro di Bidevuzzu che no, vettendo tra Apustisi e poi stiamo vettendo a Paolo Rianza e poi di Piazzonai Marcello Garedo e ci cuavo. Comunque, poi Gesù sa intendi. Grazie a voi moi e poi Gesù non intende Apustisi. Come esi scipio, esi intendi, come il ligio, non riuscivo di più alla locandina, se ho devo presentare sul libro di Santo Illara, questo maestro della UNEDAS del suo secolo passato, che tenia un rapporto particolare con Scrocca, poi veniva da ogni anno, con un mese, a Sonai e viveva nel suo del suo despillatus, del suo Vittorio, del suo Visio, che ha avuto tutta una questa domo. E questo conto è meno importante, poi Scrocca praticamente tenia da uno dei forti sovrumano o tra sovrumano suonatori della UNEDAS, musicista sardo del suo secolo passato. Quindi, pocanto Scrocca sia piticardedda e se tutto gente che vari mandrò a rematadas, però d'engiaiaso forse su me suonatori a contratto d'ogni anno e poi sa per spiegare voi. Va bene. Se uso noi poi io tento aggiungo della regione sarda per fare questa manifestazione, io tento aggiungo del Ministero Italiano della Cultura, io tento aggiungo della Fondazione di Sardegna, io tento aggiungo dell'amministrazione comunale di Scrocca e a parapari Santa Giuda Ombeda, Savaro Locco sul sistema museale di Scrocca, non c'è magari se strangio non riuscite, ma in Scrocca c'è il sistema museale, teneva Siezia, ma è stage. E poi c'è questa biblioteca che è collegata con il sistema bibliotecario di questa zona. Ok, quindi si passo subito sul microfono a Eugenio, a suo sindaco e che si salutare. Prego. Ma io velocemente per darvi a tutte e a tutti il benvenuto nella nostra piccola comunità in uno degli scorci più belli del nostro paese, situato all'interno del centro storico. Ma devo dire che è stato un piacere, lo dico a Dante, avere questa manifestazione qui oggi. Ho letto il libro, ho trovato tanti spunti interessanti. Interessante il fatto che, così come diceva Dante poc'anzi, Anthony Lara aveva un contratto solo ed esclusivamente con la comunità di Escolca per un mese e per il carnevale. È stato interessante leggere il pezzo di Benson del confronto tra Anthony Lara e Melis, naturalmente poi chi interverrà successivamente svilupperà questi temi. Così come è stato, e vorrei sentirlo dopo, lo dicevo precedentemente, Sameridiana Pipia, che è uno dei brani principali di Anthony Lara. Ed è molto curioso il tratto finale delle lettere. Mi ha incuriosito parecchio, anche la comunicazione che ha avuto con Benson, il fatto delle 25.000 lire, che al tempo erano comunque abbastanza soldi importanti, per la vendita delle Launedas, le 5.000 lire per un brano, oppure le 50.000 lire quando avrebbe venduto il disco intero. Quindi sono tutti spunti molto interessanti e io credo che vadano sviluppati anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile della nostra comunità. Oggi qui ci doveva essere anche il sindaco di Villapuzzo che non è potuto venire per altri impegni, ma io credo che con Villapuzzo e attraverso l'opera che ha scritto Dante e ha pubblicato anche l'associazione Scandola si possa costruire un percorso importante, ne parlavamo prima con Dante, e porre le basi anche per appunto uno sviluppo turistico. Qui c'è il sistema museale, abbiamo fatto tanti passi in avanti, io credo che anche lo sviluppo della nostra tradizione musicale sia uno dei temi su cui bisogna puntare di più e spesso proprio per attrarre sempre più un flusso turistico che non guarda al mare ma guarda verso l'interno. Quindi buona serata a tutti. Grazie Genio. Presenta Dio. Manuela Olianas è presidente del Saproloco e netta mia auguro. Buonasera a tutti, io sono sempre molto breve quindi vi dico benvenuti
a Escolca in questa bella manifestazione e niente, divertitevi. Roberto rappresenta il sistema museale Scolchese. Buonasera a tutti e ancora benvenuti qui a Casa Pilatus. Ormai mi hanno anticipato, hanno già detto quasi tutto, però posso dire che è un onore accogliervi qui in una delle due case che il comune ha restaurato ormai da anni. Sono gestite insieme a Memoria Storica ed è una cornice perfetta appunto per raccontare la storia in un posto che siamo dentro la storia ormai. Grazie e buon divertimento. Perfetto, grazie. E poi c'è Barbara, che non è scrochesa ed è Isili, è responsabile. Adottata della nostra nazionalità di scrocca. E teneva senza che dopo vai un complimento a Barbara, poi e ho vinca, ha allogato tutte cose, se andasse a questa biblioteca, ha allogato tutte cose della manifestazione che ha fatto sul 2012, quello che Carnavale il Marco, e si ha allogato tutto, donna voglietteto di ogni cosa. Complimenti, sul sistema che tocca da adottare con allogare cose, di nostra Prego, Barbara. Sì, e niente, anch'io vi saluto, sono felice, vi porto i saluti del sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo, di cui la nostra biblioteca fa parte. Scusate la voce, ma io fino a ieri ero senza. E quindi niente, ringrazio Iscandula e Dante e insomma tutti gli organizzatori per averci coinvolto, perché è sicuramente per noi un orgoglio grande quello di poter collaborare a manifestazioni così belle e importanti. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie Barbara. Bene, Dio mi bongiù in noi. A sapocinato tutti gli sponsor che ho tenuto per fare questa manifestazione, però c'è lo sponsor Meda Brumano che funti tutti gli amici di Scrocca che funti traballando per fare questa manifestazione. Funti ai cimedas che di nome ho detto a parte sono fennentisato, però sono me ne hai detto penso di vigare l'elenco del sanagrafe di Scrocca e ai su manco si lo consegno e sciesi che ne dotto a partecipare. Poi te la cosa si punti molto tutto, chi ne ha fatto una cosa, chi ne ha fatto l'altra, commenti del PDS. Signor Iannai, commenti nasce di questo libro del Zianto Illara, praticamente questionando con questo amico del Sardo che lavora all'Università di Parigi, cosa ragionando ed è dopo su che pensavo della UNED, su che pensavo dei suonatori, e dopo una bombini Zianto Illara su meglio suonatori che c'è stato in Sardegna sul secolo passato, no? Dei miei sicuro di accordi questa che si intende di musica come ti non mi intendo, cioè più di quanto mi intenda io, e il suo all'Università di Parigi ha fatto tutta una serie di analisi musicali dessa mediana pipia del Zianto Illara, e poi si dava intendo Bide Puzzesu, Macai Andrea, e quindi deve sia fuori che Zianto Illara tenia un sistema di composizione della musica della UNED l'uso dei comandi davanti a tutti gli altri suonatori e aggiunge cose che gli altri non si mai, che sono cose che utilizzano i compositori classici della musica classica, della musica contemporanea pure. In cui se venisse l'idea di fare questo libro, e sul libro nasce poi sul fatto che due stati Benson sudanesi che già fatto Sagonca Acqua e Scroccheso da Totus. Questo viciocchetto danese veniva in motocicletta in Siero su 50 zetti, su 56 si fosse Nessanibo che ne dai sedati mia, e io gli ho recordato tutto e ho registrato tutto i suonatori. E Zianto Illara ha registrato esattamente 85 sonadas che voti tutto su questo libro, quindi con questo libro esatto ragazzai 6 ore di musica inedita prima, devo pagato in Danimarca e grazie a sul Museo Nazionale di Danimarca, alla Biblioteca Reale di Copenaghen, ai archivi danesi, all'Istituto del Cinema danese, s'antonò tutto questo materiale, cosa che la Sardegna non ha allogato. Tanto allogato danese e non si doveva pagare, si donta con piacere, poi funti contento quando le cose dei musei bessin fuori del suo museo pure, e questo è su che io vengo della vita in pratica. Va bene. Sul libro così una impresa poi si vende di no, che dove comprare 20 euro costa pochissimo, con tutto ciò che deve stare dentro.
oltre a su, e sono andate molte fotografie de Benson, fatte molte fotografie adesso a domo de Pilatus, da Pofiamoni, per regolare questo conto qui scrocca, e poi devuti il litres de Cianto Illara con Benson. Cianto Illara fu sul 1886, però scrive benissimo. Babbo fu de Susetti, ma non fu segno croce, vince a sul 1975 e ha imparato a fare sa firma sul manco. Cianto Illara scrive benissimo, scrive in italiano a Benson e si corrispondiente, e quindi ho pubblicato in anastatica tutto il litres che devuti. E poi è stato un corpo di fortuna quando a un certo punto in Danimarca una signora che traballava nell'istituto di questa musica e mi hanno Dante deu dentro una cascia della UNEDES che apparteneva da Benson e hanno ti disamando, però no, non disamando stivo posta, dopo di mando corriere e mi ha mandato praticamente una cosa come 10 o 15 la UNEDES che furienta de Benson e furienta tutto fattas a de Cianto Illara, un repertorio incredibile, poi i amici di Bidibuzzo riusciti che è difficile cattare un concerto di Ciantoio, di Ciefisi o dei altri suonatori. Ok, questo è seguito in sul libro. E dove uso in noi scrocca come ti saponavo, volta che Ciantoio veniva e vivia in noi, in domo di Pilatus fu un mese. I Zimballus si viano al domo dei Cerius, al domo di Ciurlucciu Gadoi, un'intervista che ho fatto a Zio Visiedo Paradiso, vado ad un'anno, non ti non si offenditi, che è zio mio puro. E Zio Visiedo, ma no, che si viano a ballo su mia, però Zio Ciantoi croccato a noi. E prima di Ciantoi, Zio Giuseppino Lara, su babbo di Ciantoi Lara. Eva Garau è una delle persone che hanno lavorato vai sul libro di Ciantoi Lara, e isa che è storica, ha lavorato sull'Università di Bath in Inghilterra per 15 anni, ha lavorato sull'Università di Castello e sta ancora lavorando con sua professoressa. E Eva, poi va la storia con Eva, che fu da amica di Pasqualini del Rio, e ha ereditato Saddam, insomma, date una misura di conti interessanti. Sì? E Eva si è dedicata a fare la biografia di Cianto Illara. Quindi, in modo si conta dopo che questa impressione sua, che è attento, di questa storia del suo personaggio di Cianto Illara. Prego Eva. Grazie Dante, grazie a Escandula e grazie alle istituzioni di Escolca. È bello essere qui a parlare ancora una volta di Antonio Lara e farlo in un luogo a lui così caro, così rappresentativo per la sua carriera. Prima di parlare di Antonio Lara, volevo dire due parole, Dante, va bene? Due parole su Benson per capire un po' quanto siamo stati fortunati a scoprire tutto il lavoro di Antonio Lara attraverso le ricerche di questo antropologo danese che arriva in Sardegna con la sua moto, con una Nimbus a cavallo fra gli anni 50 e 60 e scopre un mondo in Sardegna nello stesso periodo in cui illustri rappresentanti della sociologia e dell'antropologia italiana facevano le loro ricerche sulla musica tradizionale al sud Italia, faceva le stesse ricerche in Sardegna e le faceva però con uno stile basato sul fare, cioè a bordo della sua moto senza soldi, contando sull'ospitalità delle persone che lo accoglievano nei diversi paesi. Arriva in Sardegna e inizia a raccogliere informazioni su questa tradizione sarda della musica, tradizione orale poi, perché non ci sono scritti, non ci sono spartiti, della musica delle Laoneddas. E come dice nel libro che noi presentiamo oggi Placido Cherchi, Benson ha un ruolo fondamentale perché arriva in Sardegna e inizia a fare la sua ricerca sulle Laoneddas in un periodo in cui questa tradizione si sta, mi sembra che dica, avviando sul crinale della propria dissolvenza, cioè sta sparendo. Quando Benson arriva in Sardegna, Antonio Lara e gli altri musicisti stanno finendo la loro carriera. Abbiamo detto che Benson inizia a raccogliere le registrazioni alla fine degli anni 50-60 e diciamo che Antonio Lara, come vedremo, sta qui a Escolca col suo lavoro di Zarachia per un mese durante il carnevale fino, abbiamo detto, alla seconda guerra mondiale circa. Quindi aveva sostanzialmente quasi finito la sua carriera, giusto Lara? Io chiedo sempre conferma a Dante che è molto severo e poi mi scrive. Ci sono tre piccole cose, tre piccoli dettagli che ci dicono
perché non si sapeva già da allora molto di più di questa tradizione così importante. Il primo è quello che ho appena detto, cioè Lara e gli altri si avviavano alla fine della loro carriera. Il secondo è che Benson purtroppo è scomparso troppo presto, nel 71. Nel 71 a quanti anni? 35. A 35 anni, quindi aveva appena iniziato questo grandissimo lavoro di catalogazione della musica sarda. E la terza ragione per cui ci arrivano pochissime notizie, quelle che abbiamo arrivano solo attraverso Benson, è che come molti di voi ricorderanno, in Sardegna in quel periodo, cioè negli anni 60, non c'era una grande attenzione verso la musica e la lingua, anzi sul clima dell'entusiasmo, dell'internazionale, eccetera, c'era la tendenza a considerare la cultura come una questione di secondo piano. In regione si discuteva più che altro del piano di rinascita, di opere strutturali e infrastrutturali e diciamo la cultura e la lingua venivano messe un po' in secondo piano ed è soltanto negli anni 80, anche 70, ma negli anni 80 con la giunta Melis che abbiamo i primi finanziamenti per la divulgazione, direi a fini soprattutto turistici e commerciali delle tradizioni sarde, con la creazione di tenores, i viaggi dei primi tenores, ma anche l'arte in generale. Pensate alle sculture di Pinuccio Sciola, i viaggi di Sciola in tutta Europa. Insomma, l'attenzione nasce in quel momento, però a quel punto Benson è andato moltissime volte già in regione a dire com'è possibile che non ci siano finanziamenti per questa ricchezza straordinaria che avete in quest'isola. Oggi Lara è ormai riconosciuto come uno dei protagonisti assoluti di quella stagione ed è imprescindibile per una serie di cose, cioè per la comprensione dello strumento, per la varietà delle sue suonate, per la descrizione come informatore di Benson dei rapporti fra suonatori che erano molto complessi e magari avremo modo di accennare, basati sulla rivalità, sul segreto rispetto alla musica che producevano e che improvvisavano, e anche per quanto riguarda le regole di questa tradizione orale, cioè una tradizione non scritta ma tramandata di allievo e maestro, e soprattutto per la descrizione delle condizioni di vita degli aspiranti suonatori. Come ha detto Dante, Lara nasce nel 1886 ed eredita dal padre Giuseppino Lara il suo contratto a Escolca, contratto informale del quale non ci rimangono forme scritte, insomma. Lo eredita dal padre, già da piccolo insieme a fratello Emanuele vengono avviati allo studio della Leonidas e in quel periodo i suonatori venivano ingaggiati per le feste in diversi centri della Sardegna, quindi Lara rappresenta un'eccezione perché era libero da tutti gli altri impegni, cioè era libero da impegni durante l'anno e trascorreva a Escolca un mese. Questo significa che era anche libero di lavorare a contratto per le feste in altri luoghi, ma che il suo posto dell'anima, il suo luogo fisso era questo. Va bene, era allievo di Giovanni Cabras ed era coetaneo di Efiso Melis, col quale era indirettamente imparentato perché se non sbaglio le mogli erano cugine. Che altro? Lara è il padre di Lara, Giuseppino, che già aveva un contratto qui a Escolca, appunto, che poi è stato ereditato dal figlio. Negli archivi comunali di Villa Puzzu viene descritto e indicato come Zampognaro, che poi significa suonatore di Leonidas. Professione ufficiale dei Lara era quella di ciabattino, era una cosa comune a molti suonatori di Leonidas perché consentiva un'entrata, quindi maggiore libertà nella scelta dei luoghi in cui suonare, degli ingaggi da accettare, ma anche perché il ciabattino aveva fra gli annesi del mestiere degli strumenti utili per costruire o per riparare gli strumenti. Cosa legava Lara a Escolca oltre a questo contratto di un mese? Erano i rapporti con le persone, con gli abitanti di Escolca, che erano rapporti amicali, sia per l'ospitalità appunto degli abitanti di Escolca e sia anche per il carattere di Lara, che viene sempre descritto nei documenti, nelle lettere, come un uomo mite, dal carattere pacato, che a differenza della maggior parte dei suonatori non aveva ambizioni sfrenate legate alla fama, tanto è vero che suonava quasi esclusivamente a Escolca, non circolava per le feste ed costruiva delle relazioni con i colleghi e appunto con gli abitanti di Escolca molto più improntate all'amicizia, alla familiarità, era una dimensione molto diversa. L'altro fatto è che Antonio Lara era benestante, non aveva bisogno di suonare quanto più possibile alle feste perché oltre al lavoro di ciabattino e al contratto annuale, cioè mensile, rinnovato tutti gli anni con Escolca, era anche proprietario di un aranceto, importava arance da Tertenia, forse la zona di Tertenia, le esportava sia a Cagliari ma anche
a Ventimiglia, a Marsiglia, eccetera. Una delle cose che si portava via da Escolca alla fine della stagione, oltre all'amicizia, come si chiamano le vino di Escolca? Scrocchesus. Vabbè. Oltre all'amicizia vostra, dei vostri antenati, era il fatto che portava via una riserva di canne che raccoglieva durante quel mese, facendosi accompagnare, questo lo scoop, anche da parenti di Dante, a qualche titolo che io non ricordo, e andava a prenderla, aspettate me lo sono segnata, Sarriu de Sagongia. Brava. Bravissima. E tra Escolca e Gergè, ve lo voglio spiegare nel caso non lo sapeste, e Lara era uno dei più abili costruttori del suo tempo. E cosa faceva? Prendeva le canne, le lavorava qui a Escolca e se le portava via già lavorate in modo da lasciare qui tutti gli scarti, perché come mi ha raccontato Dante con mia grande sorpresa, il viaggio di ritorno verso Villa Puzzo se lo faceva a piedi. Comunque abbiamo le lettere, come accennava il sindaco, gli altri, abbiamo le lettere fra Lara e Benson, perché Lara era anche uno dei cosiddetti informatori di Benson, e abbiamo le lettere anche di quando Benson torna in Danimarca e Lara continua a produrre per lui questi strumenti musicali che il danese ordina, sia per la sua collezione privata sia per farli confluire al museo danese. E questo ci dimostra che Lara, oltre che abile a fare di conto, abbiamo i suoi taccuini, le foto sono nei libri, i taccuini con i conti della vendita delle arance, il costo della manodopera, il prezzo per le esportazioni, ricordo 29.000 lire per Marsiglia e qualcosa come 11.000 lire per Ventimiglia, eccetera. Quindi oltre che abile a far di conto, cosa non comune, come vi ha raccontato anche Dante, sapeva scrivere in italiano. E sono molto belle queste lettere con Benson perché traspare un rapporto davvero di amicizia con la famiglia Lara e moglie che informano Benson e la moglie Ruth delle loro condizioni di salute, della condizione dell'agricoltura in quel momento, e poi c'è qualche piccolissimo screzio perché Lara è un grande professionista, ci tiene molto a consegnare gli strumenti nei tempi debiti. Allora quando Benson ogni tanto non risponde, preso dalle sue ricerche accademiche, insomma in un'occasione in realtà Lara un po' si picca e gli dice fammi sapere perché io queste canne bisogna farle seccare, devono arrivare al momento giusto, eccetera. Ma si pente immediatamente e scrive una frase bellissima, qualcosa come il demonio a volte si mette fra me e il mio amico, ma comunque il pensiero resta vicino anche se è lontano. Alle persone care. Alle persone care anche se sono lontane. Quindi è un rapporto molto importante quello con Benson. Cos'altro voglio dirvi? Che oggi grazie al lavoro di Benson ci rimangono di Lara 90 suonate. Ora spesso Antonio Lara viene, come ovvio che sia, paragonato ad Antonio Melis, a Efisio Melis, qualcuno dice è meno capace nei virtuosismi, però molto spesso viene descritto come un poeta tranquillo, adesso non ricordo chi l'è. De Praso. Un poeta tranquillo, molto più intenzionato a interpretare piuttosto che, però all'occasione capacissimo di seguire Melis nei suoi virtuosismi, e poi diventato famoso, io qua la butto lì, non so niente di musica di Leonidas, perché è capace di iniziare a suonare da qualunque punto si scala. Vuol dire qualcosa questa cosa? Sì. L'ho letta. Insomma è chiaro che Escolca ha un'importanza pazzesca nella vita di Antonio Lara, perché sostanzialmente ne segna tutte le tappe, tutti i momenti cruciali della carriera. Ultima cosa su Antonio Lara è il fatto che rispetto ad altri musicisti molto gelosi della loro arte, Lara viene indicato da Benson nella descrizione, nelle schede che descrivono gli informatori, come forse più generoso, perché non aveva segreti per i suoi studenti, cioè insegnava tutto quello che sapeva, non teneva niente per sé in un mondo dove invece la rivalità era molto forte, e quindi ce lo ricordiamo così, a Escolca come poeta tranquillo. Questo è quanto. Grazie. Bello su gonto. Esatto, questo biciocheddo, rispetto a me del Bosatruso e de Bidano e Branca, fai antropologo, si sono noto su Orsi Bintano Fairi, ha studiato ha fatto adesi in mezzo degli Inuit in Groenlandia,
giusto è? Me- Del Medava, poi hai studiato altre situazioni di marginazione in Canada. in Canada, quindi andiamo canadesi, e poi mo esti impegnato su Chiapas con la lotta dei messicani contro le multinazionali della corrente elettrica, sul proprio problema che di noi preso manco noi in Sardegna pure, no? E ha di presentato l'altro giorno, mi bidone il vorro sul tuo libro che ha fatto proprio a pizzo su del suo problema, del suo dessa nada do duvido. Vabbè, Nada do ma quindi che stiamo in sadro? ehi, a proprio Non so c'è. che mi comprendo però quando stiamo in sadro. Tu non devi nulla, tu Vabbè. perdere un naso. Beh, buonasera a tutti, grazie Dante. Lascia Ma faccia questo pure, va di fare l'Arsen. quando pubblico il microfono, devo sperare che mi stizzeremo cantare finalmente, dopo questionare, ma invece sono ognotta. Poi che sono in launeddas, ormai non ci penso più, perché ho provato pure a fare questa scuola in launeddas, ma il risultato su quanta non ti stetti su paghetto un mediocre, quindi ho deciso poi gusto di usare presto di suonare idea, di ascoltare schizonta, di questionare con schizonta, ed è finza di fare un film in pari con Dante su spicciocco su Chisonta, un film in su quale non ci vuole stati su spicciocco su dei bidevuzzi, quindi queste occasioni chi qualcuno già che tenta si aiuta da istituzioni simeda eccetera, che con istituzioni che poni di noi può fare un altro film, non so se è disponibile, se no da E non devi girare sul film? sul film vedi il momento clou in sta festa di Santo Simone nel comune di Escolca del su 2015 14. Quindi chi non devi io è in No, YouTube. devo presentare Scrocca. Ah, ok, quindi devi un po' forza. Poi brintendo che questo argomento di questa cosa di oggi, beh, prima di tutto è un grande piacere e poi mi dognotta di partecipare di questionari a nati del pubblico, del giovane come vosaltro. Poi osato su rischi punti nasce negli anni 40, gli anni 50, massimo prima parte degli anni 60, sei osato sulla speranza sul mondo, no sui giovani, sei osato su chi tiene sulla pensione, una bella pensione, sei osato su chi vive più bene, sei tranquillo, se tieni su a domo, non tieni più preoccupazioni se sarà bella eccetera, poi taganoso, non potevo, quindi soprattutto non su chi sei uso che ho cercato di studiare, che ho cercato di fare qualcosa in ambito accademico, vado uscire come te me. Non so se uso troppo vigoso di poter accampare, può arrivare a fine mese, quindi sicuramente su chi canco cambio che fa in sul mondo non poi bene di noso, ma di osatro, quindi mi fa il piacere che sei in me da in noi. Su Giovinai sì, dopo ho studiato quindi gente indigena in questo luogo su Dante Annao, in Groenlandia, in Canada, spizzetto in Messico, in Sud Messico, e poi a poter ballare con gli indiani su de Sardegna comunque. Poi da euro, come te mi sono sempre considerato un indigeno specialmente un indigeno colonizzato, poi non tenevo il diritto di questione sa lingua nostra, vivevo in un sistema che pure da assumere su di noi, che siano risorse materiali, ambientali e umane, vivevo in una terra che mega disabbandonata dei giovani, come succedeva la prima parte su Novecento, in dopoguerra. E quindi questa cosa puoi comprendere meglio su che fu succedendo in noi, su che devo vivere noi da quando sei un nascio, sei andato ad ascastiare a altri luoghi, quindi quattro su indigeni, e questo è stato pagato su un reso soggettivo dell'antropologia. Io sono antropologo, come tipo antropologo Benson, che fu di questo Gesù Cristo laico, e usa dal punto di vista estetico, iconografico, chi ha dedicato la vita sua a Sardegna, non scelti a Launedda, ma a Sardegna e su chi si allassa questi dei Portumano. Quindi parlare di un antropologo, beh, prima cosa, un antropologo non è tu archeologo, poi questa è la stessa cosa che sempre mi rispondi quando no, che sei un antropologo, quindi gli antropologi studiano questa gente che sta ancora via, in moto sulla sauso ai archeologi. E in questo ci causa meta volta de produci
u cambiamento, de produci o ajudo su chi fa adesso chi possa aiutare essa gente con sa calli traballaus. E in questo Benson, questo antropologo, è stato io vedo uno dei primus a fare su traballo su in questa maniera, poiché che finché da questo momento si tenia l'idea che l'antropologia deve essere sulla scienza, o scienza oggettiva, quindi non si deve bruttare in mouse con i problemi di questa gente, e su chi deve fare si produce conoscenza e si con questa carriera accademica e con alimentare su chi si sceglie sulle società umane. Poi chi avrà da me locus anche abbastanza antropologo, beh, pazienza, insomma, l'antropologo diventa altra cosa che pensare. Quindi, la prima cosa che è importante, e poi Sagalli di cui mi sono interessato a me sopra di questo antropologo danese, è questo approccio che tenia da che non fu scelti fare interesse su commento accademico, ma fu di donare una mano a questa gente sarda che ne ha bisogno, perché fu di uno dei locus più disperati d'Europa in questo momento storico. Forse si muove a lotta di Aici, ma insomma, non di una house. E in questo c'è questa prima cosa, quindi, chi mi piace di poi evidenzia del suo traballo che ha fatto quanto il Lara, è questo aspetto etico e metodologico e umano. Cioè, come ha descritto Eva, come è scritto in questo libro, si crea tra Benson e Antonio Lara un rapporto di amicizia a metà profondo e chi dura pure quando Benson non è in noi. È una cosa che a Dulligi io pure è una cosa che tu commovente, perché pochi fai di suo traballo che fai del nostro si scidi commenti difficili questa relazione a distanza, questi commenti una storia di amore a distanza che teneuso con sa gente che la sa a volte senza trovare sul mondo, a volte sa atteso di anche a Biveuso e quindi oggi è più facile perché per esempio devo con sa gente con sa cali traballo in Messico si intendeuso già ne agita in WhatsApp e una comunicazione diretta in Sasera più di 50 anni fa e non fu di Aici e quindi sul fatto che si canta mantenendo questa relazione epistolari pure quando penso di tornare in Danimarca è rappresentativo di questa capacità che tiene questo antropologo di entrare in suo coro di questa gente, ma di questo trovato pure di questa capacità che tiene tanto in Lara di essere di ampie vedute, di essere aperto a tenere una relazione non con il suo turista, ma con qualcuno che è interessato in suo profondo a sa vita di questa gente e a stati che si sviluppano in Sardegna. Ma tutta questa mosca inizia tutto a tu. Sa seconda cosa quindi che è importante del risaltare è che Antonio Lara non brinto mai sa aspetto un areoso musicologico tecnico perché non si è preparato su questa cosa e in sul libro è spiegato me da meglio ma sul fatto che Antonio Lara c'era da cosa sa che punto paghetto alternativa o paghetto fuori dal coro poi infatti questo è uno dei meglio su talento del maestro della UNED in sul libro una rosa che forse è su meglio e però questo non ti interessa da essere famoso non ti interessa a essere un grande artista che passa la sua vita sempre in giro a servizio dei da Zamera, a servizio di chi da Pitascuttai o peso ancora a servizio dei turisti. Isso c'era di dispensare, di regalare, di scambiare satti sua anche a oggi con chi oggi e condizioni di chi oggi. E è tipo gusto che rinuncia a meta proteinaglia dai pozzi utenni e avrà la scelta tra ballare in noi con il suo contratto che tegna di noi con Scrocca. Questa che ha avuto una decisione fuori dal coro in Sarasa, beh, io penso che pizzedotto suoi che è importante e chi si vuole poi fai emergere questa figura di questo maestro come un modello culturale del suo quale tenevo su meta di imparare e che pizzedotto su di meta di noi è giovane, su questa che oggi sa cultura, il modello culturale si deve è che li punti influencer, trapper che non si comprende manco il canta, che chi dio che sa macchina autotune elettronica non scendi manco cantai tenni di nai essi connottosu, essi calciatori, questo è il suo modello di oggi
e Antonio Lara già in questo momento c'era l'altra cosa. Io credo che io de piauso vaghedo recuperare questa figura sua e fai avvicare ai altra maniera de bivi, altra maniera de essi, pur coltivando s'eccellenza, perché io sono un artista de valore immenso, i spicciocchi, i suonatori in noi presenti si può intinare e canto traballo, canta fatica, canto sudori è necessario poter questo livello artistico. Quindi non coltiva la banalità di come ti fa di usoi, ma sul contrario coltiva la eccellenza, si fa i voti della qualità artistica e umana che tieni e decide di vivere come mentoi. S'altra cosa, non fu povero, ma non fu manca ricco, cioè su chi arriva da te, sul livello di ricchezza che arriva da te, vedi dei sforzi su cosa sua, poi sa visione sua fu questa de potevi suonare la moneta secondo me via da condizioni sue, però certo non si guadagna a meta e quindi decidi di agattare altra forma di economia. E altra forma di economia tenia da sarancio, quindi coltivava sarancio, che è una cosa naturale, sostenibile, locale, chilometro zero, come ti dovevo definire, e questo di una possibilità di avere un'economia che ti permetteva di essere considerato senza benestante. E quindi questo mi ha fatto pensare, leggendo a un libro che ha scritto su poeta portoghese Fernando Pessoa, che si chiama su banchieri anarchico. Este è un libro vaghetto provocatorio che scrive, però è una unica maniera può essere de veras anarchico ed essere libero e non sottostare a nessuno poteri, esti de una banca, di essere proprietario della banca. In questa maniera uno è totalmente libero di essere e di fare su che vuole. Moi trasponendo questa cosa, esti che effettivamente quando un'anta i soldi non sono importanti, un'anta è scritto su denti su di noi, e poi effettivamente i soldi sono necessari, sono importanti, e Antonio Lara è questo esempio che molto importanti, sì, ma allo stesso tempo si può tenere di noi che è furare esatto, o che essere disonesto, o che bendi a sa propria dignità e a sa propria identità. Questo mi porta a questionare poi dell'ultimo punto che io pensavo, poi a capo, ma che qualcuno deve campo curiosità, voglio questionare tutto su pari, con Eva, con tanti, eccetera. Queste considerazioni necessariamente economica e politica. D'uscito che Dante non vuole questione di politica, però non c'è problema. E quindi questa cosa è stata che tu gusta, quindi è questo esempio di Antonio Lara e Callesti. Deo quando fui a Ribendi noi ha pubblicato questa spalla eolica bellissima, emozionante, mi sono commosso, quanto proprio bella questo paesaggio, quindi a comprendere che questo è questa speranza o Sardegna, è questa invasione eolica, e poi impari con il turismo, speriamo che arrivi in 1000 crociere sa di che ti presenta sul logo, che arrivi in ogni logo, poi tanti questi sandazzi che ho piegato, quindi in questo momento che logo su meta come di Barcellona, Venezia, me che si ribellai contro il turismo, me che manifestai contro i problemi e le conseguenze del turismo, su che si chiama l'overtourism in inglese, quindi troppo turismo. Noi invece stiamo andando sempre più in questa direzione, e su che mi va ad inquietare da Torre in Castello è che Castello me che ti va una specie di casino per turista, poi non ci funti più i ristoranti, le pizzerie dei quartieri, non ci funti più le botteghe dei quartieri, non si può pappare una pizza che si spende più spego di 50 euro, quindi ho deciso che ormai il logo anche a vivere non funti più ponoso, funti questo turista, quindi tutto devi essere organizzato in funzione del suo turista, poi vai contento al suo turista, chi poi si torna ad andare più tonto del suo che sta arrivato, e fondamentalmente questa forma di prostituzione. A me si applauso che fai il turista o il politico su che fai bene il turista, quindi e quindi è una forma di prostituzione in Sagalli in causa centrale tutto su. Questo esempio di Antonio Lara credo che in questa maniera pure è una cosa da meta, cioè sa ricchezza, verdadera ricchezza che teniamo in questo luogo è questa terra. Deo noi gli ultimi mesi si ha avuto questa possibilità di girare un paghetto con i Vidas, poi Deo sei originario della metropoli, che
chiesta 10 km su del no, chiesti bidano a Franca, quindi 1400 abitanti comparato con Scrocca, sto in metropoli. E quindi sta cosa appunto questa opportunità di varia idasa vario comitato che funti mobilizzato su questa cosa del eolico eccetera e su che mi hanno tradotto queste terre appunto abbandonate comitato in stati media sti ugual bascia appunto 60-65 anni sono tutti comitato poi che giovani sono 5 punti poi che sono diventati le terre appunto abbandonate però sa regione Sardegna mo ha posto non mi ricordo quanto milioni di euro poi fai formare i giovani su poi fai hostess assistenti di volo poi andare a lavorare in terra salea quindi questa è la stessa politica economica e Antonio Lara si dimostra già con questa cosa di Sarangio con me di rappresentazioni dei commenti da DPS non scelti dal punto di vista dei modelli culturali ma magari che anche una cosa su delle possibilità economiche e non ha di sviluppo di crescita e di come te sa triade che nanta sempre no? Lo sviluppo il progresso questo è come quando su delle giornate nata sport calcio invece se voi siete sempre lo sviluppo, il progresso e la crescita economica all'infinito non si scida a noi di più arrivare comunque e l'altra cosa è quindi il risorsa di questa terra e l'altra cosa è questa relazione privilegiata che tiene con Scrocca che è questa relazione sicuramente umana e culturale ma è questa relazione economica cioè di un scambio reale, concreto di materia che punti scannasa, che punti può essere no sciur sarangio e cose che si scambianta e quindi il su varianta già 50 anni fa e di su che oggi adesso dobbiamo fare red quindi non c'è nulla da disinventare non c'è bisogno di passare con intelligenza artificiale di internet eccetera ma tocca la scelta a castiasso che si vede da primo e Antoillare in questo senso credo che si possa dare cosa Zammela e poi l'ultimo Zappona ha avuto un grande personaggio in tutto questo aspetto tenere su da imparare da isso quindi legge sul libro interessa sia isso specialmente cercare di pensare a fuori del suo coro come ti ha fatto isso come ti ha visto e poi l'ultima cosa ascoltare il suono da sua sapete che poi va in branche di canto molto bella quindi grazie a Dante grazie a Sosatro che mai ascoltare e a Turanus grazie grazie Umberto Meda ascoltai si può contare in metà cosa però non si ho ma che è sagonca Sinaru Andrea Costi a dire beh Sinaru che ha detto questa storia di questo libro puro parte di una sonata di Centoillara e noi c'è sul disco accanto alle proprie sonate di Centoillara se mediana pipia di questa parte e questa mediana pipia chi ha di registrare Benson e chi da compagna pure perché è fatta da registrata in 2 D diverse grazie a Antoi fu di tenia 76 anni quando ha registrato quindi fu anziano e questa mediana pipia Deo e medasa gente che si interessa della moneta sananta ad ogni volta che ti ascolto bio un film diverso e cioè praticamente chi si era sasogo su questa musica a rennesce a divaibiri cose e a dinai cose bene Andrea Pisu Vidi Puzzeso quindi nebodi musicali di Centoillara è uno dei miei interpreti della mediana pipia e si dava ad ascoltare un 5 minuti se mi asso che braccia da tui suona da serie a serie come te suonazzi Antoi ma pasciado che bailarsi e nulla Andrea Pisu te deponai di lui fu di più fare questa cosa di più fare su 21 di questo mese no? E poi questo dimore si mandava in Giappone no spostata che del l'US no su venire tutto il video su venire spostare Dio sono spostata questa data di oggi e tornavo ai zero di Osaka quindi sono un po' sfasato vabbè ma raccomando questa mediana pipia trattata bene ma sono in giapponese sono e il microfono di lui no scusa in acustico avete però che devono sul microfono avanti si da ascoltare naturali perché quando Centoillara suona da noi non portare né microfono né amplificatore
Andrea, a quando sono a San Mediano per Piazza Antoillara, hai pensa? Penso che ma fai, ma avrà fai. Beh, perché parlo in italiano così mi capiscono tutti, dai, così. Innanzitutto, se dobbiamo iniziare a ragionare su Antonio Lara, la base fondamentale è il fatto che se noi oggi siamo qua a ragionare sulla grandezza di Antonio Lara è dovuta al fatto che un grandissimo uomo è venuto qua in Sardegna e ha salvato i repertori delle Launeddas. Quindi se c'è un eroe delle Launeddas, quello è Benson. Questo sia chiaro per tutti, quello è un vero eroe delle Launeddas, perché ha salvato interi repertori che se non fosse stato per lui sarebbero andati perduti. Quindi ogni volta che... Allora, diciamo che quest'uscita di questo lavoro, queste 90 registrazioni ci hanno permesso di capire, che poi l'avevamo già capito noi in effetti, però abbiamo avuto una conferma della grandezza che succede? Grazie a queste 90 registrazioni abbiamo avuto modo di capire ancora di più la grandezza che ha Antonio Lara, la fantasia che aveva, il modo con il quale lui sviluppava le sonate, il modo che aveva di stravolgerle, insomma, per noi è stato un arricchimento di repertorio. Peccato che non siano uscite 40 anni fa o 30 anni fa, che essere cresciuti con queste sonate sarebbe stato ancora più bello. Queste sonate ci hanno fatto anche capire molte cose dal punto di vista del gossip launeddistico, che molti suonatori che sono arrivati dopo Antonio Lara hanno depositato delle suonate che invece in effetti erano suonate tradizionali, e infatti quello che ha raccolto Benzo, antiscoviau. Quindi praticamente ci hanno fatto capire un sacco di cose che sino a poco tempo fa noi non sapevamo, non eravamo a conoscenza minimamente. Queste suonate ci hanno fatto capire effettivamente chi erano gli allievi di Antonio Lara, perché poi i sonatas a Scovianta. E quindi insomma, oltre a essere più ricchi di repertorio, con più voglia di suonare, di apprendere, siamo veramente contenti, siamo veramente al settimo cielo per questa pubblicazione. Un'altra cosa che ti voglio preguntare è appena hai leggito sul libro di Antoillara, no? Che dopo mandavo, ti sei ascoltato sonata, te veniva a sindrome. No, non mi ricordo su nome. Come te stavarrao spantato dessa impressione che ti ha fatto dopo sonata di Antoillara, che veramente, cioè, poi si non può li disprezzare, ma Luigi Lai, che fu discente di Antoi, in mezzo a sonata hanno già imparato, hanno già conosciuto. E quindi Isus antiscortava questa cosa e definiva la sindrome di Stendhal, che di Stendhal è varrà una gita che non suonava, poi fu di scioccato di tutta questa cosa che aveva in te. Siamo oscillati tra la sindrome di Stendhal e la sindrome di Santa Teresa. Santa Teresa è via. Spantata. Oppala. Staccato, dai, era destino. Destino, Santa Teresa si è inquietata. Bene, grazie Andrea. Devo una cosa a vetti. Poi traga, e mo si chitarro suonatore, che sei pronto? So? Ok, a questi indi, grazie Andrea, se vi sono posti. Chi secondo te sento il là? Penso di essere l'unico 48 sulla connettura. No. Del maestro Santoillara. Avete, che andiamo sul microfono Antonio Drevini e Torre Drevini. Torre Drevini esti pure in suo film che ho fatto con Aurelio Brocco, a dire che sono una scrocca, che questo mi fa piacere. In due. In due, sia in quello di Bernardo sia in quello di Rosalì. 2 luglio? No, in due film. Beh, del Ciantoi di Aurelio Lui Gusti, devo subito ricordare. E signor Iannai, Antonio Drevini te di una caratteristica è l'unico del dottor Nosu che ha connotato a Antoillara. Poi Tagliadeo, molto contro però, poi Tagliadeo se andava, no? C'è Mariano Biriburu, poi andavo apposta, macchina a Bidebuzzi, attrezzato dei registratori, eccetera,
e uno, ma no, non vanno a votazione toilare, fuori da conca, non comprendi nulla, se famiglia si offendenti, che hanno già intervistare, a filmare tutto, no? Ed è a poco strumenti, ma ha fatto sbaglio umano. Benson e adesso ha fatto sombresi, si partì subito, io comprendia che magari ho avuto la scusa, non mi dovevo conoscere, no? E quindi non si è andato a Dome Santo Illara, che vedo ancora vivo, su 78-79, e poi questa vicciocca che traballava, Anna, che traballava a nome di Santoi, si sono conosciuti su Castello Naita che foste io, e ma non potessi mangiare, no, ma che, no, perché stanno sempre dei scrocca, dei cerius, no, portare sempre in conca questa cosa dei feste a dei scrocca. Purtroppo non ci si è reso, ma Antoi da connoto, ne, contasi. Dopo venuto dei 7 anni, penso che delle elementari, sì, avrei sempre sotto su varco, quando su anche devo vendere la bucavetta, cartiere di legge, e quando de canta del suo varco, doveria la savarata, una rata sa barracchetta che è buffante, si diventa suave, si diventa fare festa, e mi vi tanta spesi. E insomma, ma ripeto, no, dove ci vai se no? Boh. Ospitazzi Antoi. No, fece che se no, te Mario Ciudrevile, no. A 7 anni, a Sabrina, secondo. Ecco chi sei, con nonna, e nonna è nostra, boh. E nonna ci chiede, mi ci ha dato, non so mia. E questo mi danno, a chi è babbo? Mario Ciudrevile. E c'è con nonna, sì, sì. E stanno mi picata, sa ma questo mi dice, ci cade a nonna, si alza, e quella femmina disperata, oh mamma mia, con il governo. Perdi su Dio. Sempre a fate sopra. Sempre. Andando mi stanza specie, su caso di età qua la si scende più pure. E poi dopo venuto a Manno, ma devo volere continenti, e mi ha fatto suonare, ma devo volere le prime armi, vaghetto. E quando andavo a me dall'insistenza, sa tre piedi, ma mi ha dato il piede dello space. Tre piedi dello space. Preso amico del nonno mio, della nonna mia. Andato ognuno di se ne vuole con novizia, no, me dall'insistenza. E poi no, se c'è tu, quindi poi dovrò andare, se poi applicare il traballo. Peccato. A nonna, no, ma con una figlia, se la figlia, non c'è nonna. No, ma sul più appena fatto mi domanda che sti me la interessava la e tanto non questo mette accabato le cose andiamo a Monti, e noi, a PCR e Costa Rica, no? Ma quello hanno due Nino Fracci, non so che, pure frate di mamma, chi è come sta strimpellaio lì su. Ma quello è dei zio, no, Nino Fracci. Sì, ma questo pensa adesso, tanto vedo. Va bene. Nino andava, mi sta lì su frate di mamma, che mancava muore 2 mesi fa, a 93 anni. Però si andò di a chiedo, per consegnare a Soai, che non di presenza meta, di a chiedo 7 grava sangiata, se mi pare, o 3 moi di trigo o di puro, per imparare. E non ho dato, no, con pantone, una truppa. Troppo caro. Fammi fare la battuta. Fagli 4. No, una cosa scelti. Sapo contavo prima che Antoi che andava da vita, aveva 1 mese, crocava a noi, in questa doma dei noi, e poi dovrà partire e via da a Pei, dei noi a Sirius, a Primo Dappa, dei Sirius a Ballau, eccetera. E devo pensando, sicuramente si fa il cammino dei noi, cammino dei Gudei, cammino a Foras, eccetera. Chi si poneva di accordio, e Dio so già che stiamo con suo sindaco, con Eugenio, e si può dire, non fetti vai un gemellaggio con Bidebuzzo, dato che c'è questo rapporto, ma in proso si può, finché si crea un cammino della UNEDA sul cambio di Santo Illara, dei Scrocca a Bidebuzzo, quindi quando di più si andava a mare, ma non pigliava pure la macchina, andava a piedi, specialmente in estate quando fai basca come te oggi. A delle feriche. A delle feriche. Bene, e sono Aisi, e te vedi. Poi vedo a Villetta e Punto d'Oro che ci dovevo fare suonare, che purtroppo sta dietro. È sciutta. Ok, senza microfono.
fuga, No, non no, so no, cosa no, c'è. no, così così. Poi devo stamattina No, 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 così, così. sta arrivato a caso. A me? Allora, portato- metti a lui.
grazie a me da di su conto. Esta grazie. Va bene. Scherzando. Abbiamo già posto, sì. Bene. C'è Giancarlo e sta cordendo e sta bevendo. Oh. Come faccio il grasso? Si fa fatto più rassio. Sei fa di auso? Da resistenza. Ma o 2 minuti, o dai. via rassiedo, dai.
bravo, andiamo sul microfono. Bravo Marcello, un pochino lucidi, Marcello, un po' metà, escrocheso. Iscrocheso duciesi. E forse se tu scrocheso, ma senti che voi me ne vuole pure, Marcello. Quindi dentro la sura dei parentesi, suonatori, se devono si usare in una brava pazienza. Ascoltai, sicuramente che sei stato su me pazienzioso, su non deseroso ancora e non se ne sei vandauso. Non so che esti poi che si brava questa musica o poi che stai sapendo che va a fare sapere ebrei. Questo non riuscivo. Comunque penso che sia tutto pronto. E come ti sapevamo prima, c'è la sua gente che si è posta a Sidonau a mano e quindi c'ha dei pezzi ebrei, campo da Sebino e così via, e poi ci passai sola. Intanto esiste su Antò i Drevini, ascoltai. Comunque, osatru su totus, potei suonare candoveisi dopo che va a paese, però tranquillamente. Va bene, Dio si dorro grazie a poi moi, però verrà inoltre che verrà sotto su pari. E potete ragionare con i suonatori, se potete badare, sui sindicus alla salsa io a disposizione, quindi non date in perdao, si può badare benissimo, be usatrus, è tutto con te usatrus, va bene, grazie a voi molto.